Ecco, abbiamo qui come ospite insieme delle persone Marco Schiesaro. Buonasera. Buonasera Marco, il suo impegno politico è un crescendo continuo. La Lega a Cadoneghe, visto che c'è stata una bellissima apertura del centro elettorale, ci vuole un po' raccontare che ambizioni avete sul comune? Ma la nostra ambizione è arrivare a sostituire l'attuale amministrazione a Cadoneghe. Noi abbiamo una bellissima squadra con grandi ambizioni, che sono le ambizioni giuste, che sono quelle del cambiamento, e vogliamo arrivare al municipio il prossimo maggio. A Cadoneghe ci saranno le elezioni per rinnovare il sindaco, la giunta e il consiglio comunale, e il vento è buono. Il cambiamento è contagioso, non c'è nulla da fare. Abbiamo visto l'altro giorno, abbiamo inaugurato la nostra sede elettorale in pieno centro a Meianiga. È un fatto storico perché non è mai successo che la Lega aprisse un punto d'ascolto, un centro d'ascolto in pieno centro a Cadoneghe, che si sa che storicamente è un comune dove ha sempre governato la sinistra. Ecco, infatti se non ricordo male, storicamente la Cadoneghe è una roccaforte della sinistra da sempre. Però le chiedo effettivamente, il cittadino di Cadoneghe, a parte il fatto che comunque l'aspetto relazionale, che magari visto che lei è conosciuto, ma perché dovrebbe votare Lega alle comunali? Cioè, qual è il motivo per cui dovrebbe fare questo tipo di Ma la Lega ha sempre dimostrato sul territorio di saper ben governare. Là dove c'è la Lega c'è attenzione al territorio, c'è ascolto al cittadino, si fanno le opere che servono e non giochi di potere. Cadoneghe, come altri comuni della cinta, diciamo, attorno a Padova, hanno bisogno di opere primarie, attenzione al cittadino, che per noi vuol dire sistemare i marciapiedi. C'è un degrado urbano molto diffuso. Cadoneghe è un comune spento. Ad esempio a Natale non abbiamo visto luminari, la gente, i commercianti si sono molto lamentati, perché questo si traduce poi in una contrazione dei consumi. Cadoneghe non attira consumi, non attira persone e purtroppo quando si gira per le strade del nostro comune ci sono troppi negozi sfitti. Perché votare Lega? Perché votare Lega vuol dire essere attenti al territorio, alle istanze del cittadino, vuol dire cambiare radicalmente le priorità di un comune. Oggi si aiuta troppo chi non è del nostro comune e si aiuta poco i cittadini, si ascolta poco i cittadini. I cittadini chiedono cose molto semplici, chiedono di essere favoriti nel commercio, di pagare meno imposte, di avere una raccolta di rifiuti e quindi un conferimento di rifiuti che sia positivo, che la sorveglianza nelle nostre strade ci sia, la polizia locale deve essere per strada cose pratiche. Non chiedono ponti, grattacieli, cose faraoniche, chiedono di essere seguiti nel territorio, chiedono quindi che le loro tasse si traducono poi in servizi per il cittadino. Bene, avete già stabilito un programma di massima, lo avete già reso pubblico, oppure perché mi pare che ufficialmente ci sono ancora da aspettare qualche settimana? Sì, c'è ancora da aspettare qualche settimana, che non vuol dire che noi stiamo perdendo tempo. Noi io sono appena arrivato adesso da Cadoneghe, ho appena finito di incontrare dei cittadini, oggi 6 incontri diversi nei vari quartieri. Non è tempo perso questo, che ci porterà poi a presentare il nostro candidato sindaco, il candidato sindaco della Lega. Noi stiamo raccogliendo le istanze sul territorio, quali sono le priorità. Non ci arrivano richieste esagerate, richieste scollate dalla realtà. Ci chiedono: Marco, noi abbiamo bisogno di pagare meno imposte, abbiamo bisogno di essere seguiti. Per esempio a Cadoneghe c'è un grande problema, che è quello del conferimento dei rifiuti, sta andando su tutti i giornali. Oggi abbiamo un problema del verde pubblico che deve essere seguito, un degrado urbano diffuso, la gente chiede risposte su problemi concreti. Quindi state facendo il programma intervistando i cittadini? Certo, noi dobbiamo partire dai cittadini, perché è ai cittadini che si indirizza l'indirizzo, che si indirizza, diciamo, l'azione politica di un primo cittadino, di una giunta e di un consiglio comunale. Benissimo. Grazie allora Marco Schiesaro, partendo dal principio che l'alternanza è democratica. L'alternanza fa benissimo senza fare preferenze, diciamo. No. Dopo più di 70 anni di sinistra, a Cadoneghe almeno un po' di alternanza è salutare. Grazie a Marco Schiesaro. Grazie a voi, grazie.